credo che gli stati generali dell'economia ci consentano di voltare pagina, che sarà la terza considerazione che voglio fare. Io personalmente ho vissuto 3 momenti diversi in questi ultimi 2 mesi. Il primo, per una città e un porto in crescita, è stato il crollo del ponte. La prima fase è stata l'emergenza, è già stato detto tutto, credo che sia stato fatto un lavoro straordinario. Io ne approfitto per ringraziare Marco, che secondo me ha fatto un lavoro veramente straordinario. Alcuni numeri su come funziona la nuova viabilità sono sorprendenti. La nuova via della Superga in ambito portuale ha circa 1100 accessi in più in entrata e 700 accessi in più in uscita al giorno. Erano accessi che non esistevano prima di questa nuova viabilità, con alleggerimenti nella sovrapposizione tra traffico merci e veicoli leggeri evidenti, e credo che ulteriori miglioramenti avremo con la 30 giugno, ulteriori miglioramenti li avremo con la RAI. Quindi da questo punto di vista per me è stata una palestra, perché io non sono, cresciuto a Genova, quindi molti aspetti di come funziona la città non li conoscevo, ma credo che sia stata una specie di esercitazione generale che ha aperto prospettive un po' per tutti e possa servire in questi mesi che ci separano dall'inaugurazione del ponte per avere ulteriori miglioramenti nel funzionamento della città. Poi abbiamo avuto il momento della quantificazione del danno, ironicamente l'ha ben riassunto Ignazio Messina, cioè un po' era, magari piangiamo ora, però penso che sia stato giusto nel momento della quantificazione del danno parlare di danni. Sì. È una finestra, dura 60 giorni e l'abbiamo fatto. Adesso c'è il momento più difficile, perché quando il decreto sarà convertito e avremo la legge di bilancio, perché noi avremo alcuni provvedimenti, immagino anche in legge di bilancio, poi bisogna attuarli. E attuare i provvedimenti normativi è più facile dirlo che realizzarlo, perché ci sono scadenze per i decreti, perché le risorse scadono, bisogna presentare programmi infrastrutturali, digitalizzazione. Lì veramente dovremo restare tutti uniti e dimostrare nei prossimi 3 mesi, perché molto si giocherà nei prossimi 3-4 mesi, la capacità di tradurre quelle risorse che ci arriveranno in progetti concreti. Da questo punto di vista avete visto lo sforzo fatto anche dal sindaco a Roma per puntualizzare alcuni aspetti procedurali, di poteri, di deroghe fondamentali, senza le quali sarà difficile poter utilizzare le risorse nei tempi che noi vogliamo. Quindi nei prossimi giorni spero che si possano chiarire tutti i punti. Se avremo i poteri e le risorse potrebbe essere veramente un'occasione irripetibile per la città e il porto. Grazie. Grazie.